Buonasera, ben ritrovati a X News. Ospite di questa sera il Presidente della Provincia di Venezia, Francesca Zaccariotto, nonché anche Sindaco del Comune di San Donà di Piave. Buonasera Presidente, buonasera Sindaco. Non sbaglio, Monti proprio in questi giorni ha detto chi verrà dopo di me più o meno insomma, potrà fare meglio, ma chi verrà dopo Monti, Zaccariotto? Questo è il grosso punto di domanda. Questa è una grossa domanda e la possiamo solo rivolgere ai cittadini. Perché io credo che oggi i cittadini che dicono che la politica non deve essere più fatta da slogan, ma deve essere fatta da azioni, non possono permettersi di credere a chi diventa attore e diventa politico, da chi è giornalista e diventa politico. Non si può pensare che la politica la si fa perché si sa nuotare e si attraversa lo Stretto di Messina. La politica si fa ed è una cosa seria. Io dico che oggi ben vengano le formazioni per guidare un'amministrazione. Non è più necessario, non può più bastare saper leggere e scrivere. Oggi guidare un ente bisogna avere delle conoscenze amministrative, di responsabilità. Secondo lei quindi il Movimento 5 Stelle non ha competenze? Ma io dico semplicemente che un conto è il leader che strilla, un conto magari è la squadra che c'è dietro. Sì, ho capito, ma lei capisce che oggi siamo arrivati a un punto che perché io riesco a nuotare e attraversare lo stretto, io ho il consenso. Beh, non credo che l'abbia fatto soltanto per quello. Ma assolutamente sì, lo stiamo vedendo quello che è successo a Parma, stiamo vedendo, voglio dire, oggi riflettiamo solo sul fatto... Mi pare che il Movimento 5 Stelle in Veneto sia dato al 20-22% adesso, e Grillo non ha attraversato a nuoto il canale di Rialto. No, ma allora riflettiamo, visto che lei è direttore di una TV, su perché Grillo pone il divieto assoluto a tutti i loro iscritti di parlare nei giornali e di andare nelle TV. Lei che riflessione ha fatto su questo? Ma quella è una perché scelta. Bisogna avere la forza di proporre, bisogna avere programmi, bisogna avere soluzioni. Non si può attraversare lo stretto, non si può andare a gridare e la gente viene perché sa che tu fai le battute simpatiche. Grillo dice che è meglio non andare perché i talk show sono dei pollai e quindi non c'è la possibilità di, esprimere i concetti. Sono qua e le affronto e accetto la critica e accetto il confronto e accetto anche di trovarmi magari un SMS che mi giudica e che mi offende, questa è la politica. Allora non si può voler fare politica e porti a disposizione di tutti i cittadini e non accettare che la gente ti dica quello che vuole. Non c'è democrazia nel Movimento 5 Stelle? Assolutamente, ma beh, insomma l'abbiamo vista quando i suoi elementi si sono permessi di rilasciare delle dichiarazioni, li ha espulsi e dopo andiamo a stupirsi della Lega. Cioè, voglio dire, allora fatevi conoscere. La Lega non era così all'inizio? Ma assolutamente no. Un po' diffidente, lo è ancora, un po' diffidente. Ma non è vero, però la Lega, voglio dire, si è sempre posta davanti a chi gli rivolgeva domande. Ma lei sa che nel mio territorio, quando un amministratore ha dato la mano a un grillino, ha detto piacere, io sono Mario Rossi, volevo conoscere, la risposta è stata noi non vogliamo conoscere chi amministra perché vogliamo starcene fuori. Ma stiamo scherzando. Tu devi invece conoscere chi ha amministrato per sapere qual è l'esperienza che hai acquisito e magari anche eviti degli errori se questi li ha fatti. Ma il confronto è la base della democrazia. Certo. E dopo dico un'altra cosa. Ma perché la gente li vota? Ma perché oggi la gente è un modo di protestare, oggi la gente non ha più fiducia dei partiti che secondo la gente non hanno raggiunto determinati risultati e quindi ha bisogno di sperare e la speranza viene e il sogno lo fai verso ciò che non conosci, non verso ciò che conosci, e i altrimenti sai già qual è la realtà. Che speranza possono mettere nel piatto? Ne parliamo dopo la pubblicità? Sì, certo. Dopo la pubblicità.